E uno dei pericoli più gravi per la democrazia è che i suoi principi fondamentali finiscano per essere sconosciuti a una gran parte dei cittadini e proprio per questo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia promuove fra i giovani la conoscenza della Costituzione democratica nata dalla Resistenza. Vediamo. E appunto abbiamo sviluppato questo progetto riguardante donne e Costituzione, ci ha aiutato a capire molte cose e a prendere appunto consapevolezza. Per gli alunni di 8 scuole dei comuni di Venezia, Mirano, Camponogara, la festa civica del 2 giugno è storia calata nel vivo dell'esperienza personale. ANPI, l'Associazione Partigiani d'Italia con le sezioni di Venezia e Mestre, ha coinvolto gli studenti nel progetto per una cittadinanza consapevole. La Costituzione fa scuola. La Costituzione non è stata ancora applicata secondo le sue linee essenziali e fondamentali. E invece questo è il compito che noi vogliamo proporre. I ragazzi hanno misurato la distanza fra il linguaggio alto, limpido della carta e la sua applicazione. Al liceo Marco Polo di Venezia, classico, artistico, musicale, hanno affrontato la parità di genere, il diritto d'asilo. Il 6 giugno al Conservatorio racconteranno l'incontro con la Costituzione, ciascun indirizzo di studio con la propria cifra. C'è un tentativo di avvicinamento da parte delle istituzioni scolastiche a noi attraverso la Costituzione. Conoscere le regole ti rende autonomo, quindi un cittadino può anche essere un soggetto che vigila sulle leggi, sulla coerenza e sull'applicazione della Costituzione nelle leggi che vengono prodotte.